Sono Rodolfo Molin, gestore del rifugio Città di Carpi. Gestisco questo rifugio con la mia famiglia da 19 anni. Questo rifugio si tratta in località Maraia, sopra Misurina, da voi dei Cadini di Misurina. È stato fatto, inaugurò nel 1970 e stato fondato appunto dal CAI de Carpi, da qua che porta il nome Città di Carpi, perché questi signori qua avevano già delle case che in località Tornedi, che si tratta fra Auronzo e Misurina. E questi signori aveva deciso, visto che aveva delle villette così, di provare a fare un rifugio, domandando dei consigli alle guide alpine della zona che c'è un posto, loro aveva la disponibilità economica di fare un rifugio, e ha domandato appunto a queste guide del posto, che era il Ziro Molin e Valerio Quinz, e allora gli ha deciso di costruire questo rifugio con l'aiuto appunto del allora presidente del CAI Gibertoni e Lancellotti Enzo, appunto, che gli aveva queste case cadò in località Tornede. Gli è venuto a fare in giro e ha visto e ha deciso di costruire questo rifugio proprio qua in località Forcella Maraia. E attaccò a costruirlo nel 69 e nel 70 le sto inaugurò. Gli ha fatto un fabbricato modesto, piccenin, con pochi posti a dormire, 20 posti, e poi una cosina con bagnetto e poco più, giusto il bar con 4 o 5 taulis. Dopo non c'è anni gli ha visto che il lavoro era pulito, allora gli ha deciso di slargarlo un attimino e di ingrandirlo. E gli ha fatto una veranda prefabbricata, adottando non c'è posti letto, non c'è posti a mangiare, e nel frattempo il lavoro attaccò sempre di più, perché i primi anni non era tanto lavoro e si sviluppò sempre di più con l'andare degli anni. Con i miei figli ormai è venuto grande, anche loro mi danno a man. Uno ha fatto le scuole a Cortina, l'alberghiera, ha fatto la scuola de Cogo, e quindi le cosina con me femmina danno a man, che me femmina che fai da mangiare. La tosata più grande, Carolina, invece l'ha fatto il liceo in Auronzo, l'ha fatto linguistico, e quindi anche ella, con la scusa che sa più lingue, la sta di sala e di bar e ne dà una mano anche ella. Che uno invece va a scuola a Feltre e fa l'agraria, ma anche lui le sempre qua a fare i lavori, e così ne dà una mano a fare legne, a bicciare via neve, e così. E poi anche il più piccolo, che lo stesso pian a pian l'entra del mestiere, anche lui si adatta a fare algo. E così gestiò un rifugio quasi tutto a livello familiare. Avevamo solo il periodo di agosto, anche più lavoro, che avevamo bisogno di qualche donde più
Allora c'è sempre qualche tosato che viene dalle scuole che non ha impegni, allora finisce gli studi e dopo viene qua un mesetto a fare sentire esperienza, capendo come che il lavoro. Io probabilmente con la scusa che sono su in Misurina e sempre vivo a Misurina, sono pochissimi abitanti in Misurina perché sarà un più manco una settantina di residenti proprio che vive tutto l'anno lassù e che ha la residenza in Misurina. E piuttosto che tiriamo verso il paese o verso le città mi piace di più di in un posto come questo gestire il rifugio, sta fuori nella natura, vive forse in team così solitari, in team bello il lavoro con turismo e così, però è bello che da sera cammina e si torna a vivere da soli, si sta nella pace, nella tranquillità. Questo rifugio ha un 22 posti letto, P8 d'emergenza, poi avevo una sala che può ospitare fra il bar e la sala un 45-50 posti a sentare che la gente può mangiare, può bere algo. E in questi 19 anni della mia gestione, con l'aiuto sempre del CAI, facendo le robe insieme, avevo sviluppato portando a avere le docce, avere dei servizi in più, avere il bagno esterno che niente non era. E sto per facilitare la roba, fatto anche un impianto fotovoltaico in modo da avere anche corrente, poter avere i frighi e la luce anche di notte, non più solo col generatore. Da in avanti avevo puntato molto sulla qualità più che sulla quantità, tenendo anche una cosina abbastanza normale, casalinga, senza niente di che, ma scegliendo appunto i prodotti come si deve, non da grandi quantitativi, ma appunto più da qualità. I Knederli, i trisde Knederli, la minestra d'orzo, il gulasuppe, dopo come secondi le polente e salsicce, polente e formaggio fuso, patate, uova e speck, prodotti poveri ma curati cercando appunto la qualità. Come si accade sto rifugio? Avevamo la parte più semplice, il turoi più facile, a noi che rua l'80% della gente rua da Misurina, salendo in seggiovia e dopo in mulattiera che rua fino a 20 minuti dal rifugio, che quindi è molto semplice, facile da ruà. Dopo varie peripezie avevo domandato al CAI di riuscire a verderlo d'inverno, adesso è 5 anni che lo vedo anche d'inverno, quindi per poter verderlo d'inverno avevano bisogno di passare con un gatto, un gattino delle nevi che là a 2 metri sono riusciti a slargarsi la strada e con che adesso si rua fin in rifugio con il mezzo e non è più così difficoltà, non è più così problematiche. Poi gli abitù a posto la strada della Valdonge che era franata un 20 anni fa, 20-22 anni fa era franata a causa delle grandi piogge e dopo l'ha ribattuta a posto e quindi anche da Auronzo è accessibile con la jeep per portare i viveri, per portare la roba e così è venuto un attimo in meo perché all'inizio era un attimo in più di sacrificio, però piacendo la zona, piacendo vive qua così e dopo certamente il rifugio ti dà anche da che vive, da poter guadagnare algo, quindi è sempre delle soddisfazioni. Io dopo 20 anni che sono qua così sono ancora molto soddisfatto e mi dà molta soddisfazione guardarmi ancora da intorno anche se dice sempre gli stessi posti, invece non è vero, sempre molto belli, da sempre robe nuove da guardare, da capire, da sentire la natura, tutto quel che gira da intorno che ti dà una mano
a vivere, a capire gli aspetti della vita che non è solo fatto di lavoro e di guadagno, ma proprio anche ogni tanto di guardarsi intorno e di che fortuna che avon a stacca così, a vivere in posti così bei e non avere tanti pensieri, tanti problemi, ogni tanto te guarda chi che vive nelle città o noi facciamo i paragoni con la gente che viene su come che si comporta con sti tosate, con sti bocce che noi potociamo via, che noi può guardare via, invece noi siamo molto più liberi. Da qualche anno appunto che avevamo verto d'inverno e sempre più richieste, sempre più gente che gira, da sto anno un po' la comunità montana, il Cadore, gli ha aperto parecchi rifugi nella zona, gli ha sviluppato molto di più il turismo invernale, ora avere un'alternativa dallo sci, dalle solite piste e così, con queste nuove macchine da battepista, sti gatti che ne danno a man, se riesce a mantenere le strade in ordine da camminare con le ciaspe, con gli sci d'alpinismo, addirittura se può camminare a pé, perché nota che le viene battute 2 a 8 e 3 le viene talmente dure che si cammina tranquillamente a pé senza ciaspe e quindi spero che questo turismo invernale il Ciape Campo che sei sempre più che gira anche all'alternativa appunto degli impianti di risalita che sta là a fare i code di ciattasse sempre impegnate sempre nella calca riuscì a camminare stanti in piedi a contatto della natura e vive sentì la giornata proprio nel massimo relax nei paesaggi montani che sicuramente la gente ha sempre più bisogno di città e va sempre più alla ricerca di queste robe. E con questo vi volevo dare un saluto da noi, Rodolfo, come gestore insieme alla moglie Sabrina e i figli Carolina, Luca, Alziro e Gabriele.